Ragazzi, emozioni pazzesche, eccitazioni. Guardate un po', abbiamo qua Men in Black che per gli autobus e le corriere impazzisce. Guardate, appassionati di autobus, corriere. Fra poco partiamo con la diretta. Guardate un po', Men in Black eccitato al massimo. L'ha tenuto lì fermo. Guardate qua, dietro le quinte. Penso che sia quel della regione. Vai col filmato, Mari. Eccoci qua, cari amici. Renato, vai con la diretta adesso, Eccoci qua, carissime amiche e carissimi amici. Ringrazio, guardate, credetemi, di cuore il nostro Gianni, perché si fa un regalo non favoloso. Appassionati, come dice il Marvin. Guardate e gustate questo OM Lupetto del 1967, targato Cesena e carrozzato Borsani. Ecco qua, vai lì Gianni davanti, guardate qua, Gianni, dici un po' così, ecco. Sì, questo è nato nel 67 come primo intestatario, è un convento di suore di Cesena, come riportato nella targa in metallo. È un conservato, ha bisogno di cure, di tempo e di denaro, ma quello si trova, passione, solo passione e si fa tutto. OM Lupetto. Guida a sinistra del 67, è un 23 posti più uno, più convincente. Ho già trovato la seconda scritta che andava nel posteriore, mi mancherebbe la terza sopra vicino agli orologi, ma la recupereremo. Abbiamo trovato anche un portachiavi della Borsani. Ecco. E niente, come mai questa passione per questo mezzo? Mi piacciono le cose che chiedono amore e passione, le cose belle, funzionanti, illustre non mi eccitano come queste. Questa è una montagna da scalare, ma è quello che cerco io. Ecco qua, cilindrata quanto aveva questo? Deve essere un 4004 diesel. 4004 diesel. E qua vai a nozze, Marvin, perché qua siamo nel tuo mondo, il conservato come piace a te. Conservato. Vuoi dire due parole, Marvin, davanti? Insomma, è un bel conservato. Sì, aspetta un attimo, fammi vedere. Guarda, le nostre mani possono toccare, possono gustare, guarda Marvin. E qua Gianni cosa dici? Meccanicamente è già buono? Sì, funzionante, necessita di un tagliandone, 2 batterie nuove, ma ripeto è stato mosso. Non ha fatto tanta strada secondo te nella sua vita? A vedere. Secondo me no, non più di tanta, no? Ecco qua, zone Cesena, per cui zone romagnole. Abbiamo qua anche l'amico Luca, il contadino di Rovereto, che insomma sta controllando un po' il tutto. Anche questo qua Gianni lo lasci più o meno conservato? Se è possibile sì, naturalmente. Ecco qua, è tutto integro, i vetri ci sono tutti o... Marvin, è completo, proprio completo, conservato. Guarda Marvin. Gli angolari in plastica. Spettacolare. E anche le misure o no Gianni di questa? 90, è come un camper. È comodissimo anche da guidare, vai dappertutto con questo. Bello. Mi piace tantissimo il dietro, Marvin. Anche a me, mi piace veramente tanto il dietro, guarda. Poi è spettacolare con la targa così, guarda. Chissà, il fumo di scarico, Marvin. In questo momento so il desiderio del Marvin, gli sarebbe piaciuto andare a respirare un po'. Ma non è che è più che altro è un tuo desiderio, mi Anche sa, tuo Marvin, ti piace? Guardate un po', ragazzi. Nella nuvola di nafta, ti piace Marvin? Ti piace? E appunto dicevi che apparteneva A questo convento di suore, sì. al convento di suore. Ho fatto le ricerche, è ancora attivo perlomeno, e non sarebbe bello... Insomma, ti presenti un giorno al convento con questo, vero? Suonare il clacson. Ecco qua, Ascolta Marvin, 80.000 km. andiamo tutti a confessarci qua dentro, direi Marvin, o no? Sì. I nostri peccati li portiamo qua dentro, nel mondo del vintage, i veri autobus di una volta, Marvin. Qua c'è vera anima questi mezzi, credetemi, credetemi. Bello. Senti che ondata di vintage che ti entra, i tuoi polmoni ti ringraziano in questo momento, Marvin. Guarda Marvin, guarda. Un po' più di 80.000 km, Marvin.
Mamma mia Marvin. Pezzi qua ci sono, come vedete. E attenzione, farei notare un'altra cosa, 1967, qua la signora è passata, ci saluta, il bello della diretta. Farei notare un'altra cosa, Marvin, Guarda, 1967 guida a sinistra, che Guida a non sinistra. è male, direi. Guardate un po' il Attenzione. dettaglio qua, portacenere. Ste suore si trattavano bene, diciamolo che a Retondo si trattavano bene. Fumavano dentro naturalmente. Mamma mia, i tuoi polmoni ti ringraziano Marvin, credimi. Prendo adesso, ma Bello, Sali, bello. sali. Adesso saliamo. Il bello della fai, diretta, ti do una mano io Marvin, il bello della Ecco qua diretta. ragazzi, appassionati qua di vecchi bus, di vecchie corriere, siamo qua appunto all'interno, in questo momento, di questo bellissimo, guardate qua Renato, Mamma mia, Man in Black, appassionato qua. spettacolo, spettacolo! Guarda Marvin, le nostre mani possono toccare, il vero vintage possono gustare. Guarda per gli Marvin, odori. guarda Marvin. Ecco Qua qua, c'era la scritta Borsani, chiaramente. E fai luce Luca qua sopra, Vedi? ecco qua Borsani. è la concessionaria dell'OM per questo OM Lupetto. Mi dai un Spettacolare. attimino qua la torcia Luca che facciamo un giretto qua. Vai sui particolari e anche il portachiavi Marvin, credo che è qualcosa di spettacolare. Ringraziamo Gianni perché veramente Veramente un bel spettacolo pezzo questo. Buon viaggio. Ecco qua, appassionati qua di vecchie con corriere, le vecchi targhette pullman. dell'epoca. E niente, insomma, faccio vedere qua all'interno di questa bella corriera, ecco, conservata. Saluto anche l'amico Alfonso Di Fonzo, tutti gli appassionati Lo di... salutiamo, grazie per i tuoi mezzi veramente spettacolari e gustati di questo OM Lupetto. Ecco qua, Renato, saluto anche Mamma Alfonso. mia, mi verrebbe la voglia di addormentarmi qua proprio, di sdraiarmi. Ecco qua, appassionati qua di- e respirare il vero vintage. Mamma mia, si tocca amici, qua col Marvin, si tocca la diretta, il profumo, il vero vintage, tocchiamo con le nostre mani, non è una riproduzione, ma è vera realtà. Guarda qua il dettaglio, vera realtà, portacenere. Marvin, vera realtà. Guarda qua. Mamma mia, guarda Marvin, guarda la diretta. Un pullman che apparteneva a un convento, pensa a te. Pensa un po' te, dalle parti di Cesena, Lui, chiaramente. viva la Romagna, saluto Dennis. Guida a sinistra, 1967. Mamma mia, Ecco con qua, il portachiavi Luca il anche, contadino, ti Ciao. piace? Sì. Luca, non è un trattore, però dai, va bene lo stesso. Dammi che non ti... Ecco qua. Poi vediamo se riprendo dopo qualche dettaglio, qualche particolare. Lì c'è lo spazio della scritta che manca. Sì, Sì, l'hai Magari anche ripreso. quella. sì. Inizia l'avventura. Comunque dai, vi facciamo vedere, insomma. Poi ne hai robe da E fare. il Bongianni insomma. non si fa mancare niente, neanche il portachiavi, chiaramente della Borsani, Ecco qua, spettacolo. col posto dietro riservato agli invalidi. E c'è Vedi, ancora Marvin? il rosario. Saluto un po' tutti gli amici appassionati da Paolo Sei Lucchini invisibile, a la Strapazzona, a tutti gli appassionati di corriere, Patrizio Castelli e via andare, ecco. Mamma mia Marvin, Vabbè, proviamo a guardare. Eccoci qua, la diretta pazzesca. Eccoci qua per gli amici Guardate chi ci appassionati. siede. Ma ci andiamo a confessare Marvin? Siamo qua, Ci stiamo toccando questa bellissima corriera, ricordiamo del convento, e niente, ringraziamo Gianni che mi ha cercato, mi ha dato la possibilità di vedere questi tesori nascosti nella nostra Italia, ma che ci sono e che, come dico sempre, è giusto che la gente li apprezzi anche tramite i miei filmati, che i miei filmati devono essere di intrattenimento e cerco di portare così una traccia nostalgica a tutti, ecco. Io lo faccio per amicizia, non lo faccio per altri scopi, ecco. Voglio dare questo intrattenimento, probabilmente forse è l'unica cosa che so fare bene, ecco, insomma, quello di portare appunto questi veicoli, ecco, che ci ricordano un po' così l'Italia che fu, ecco. I nostri anni, perché se ci pensi questo è del 1967, Ciao a tutti, Marvin, 1967. Spettacolo, 68 sono nato io e via Quindi andare.
Ciao a tutti. Ecco qua. Vi faccio vedere così traccia ancora di immagini di questa bellissima corriera OM Lupetto. E ecco la sua gomma. Specchietti, esatto, originali, perché di solito è sempre difficile trovare Mi apri? un veicolo vecchio con gli specchietti originali. Lì. Eccoli qua. Fammi Una foto al culo che... E niente, insomma, Renato è eccitato al massimo e vi ho fatto vedere così questa traccia appunto di corriera. così. Boh. Convento? Ma non di beh, no, se ne vende in benzina, no, Ecco qua. convento, però. L'importante è che sì, era del convento, dai. Dico, cosa pure sapere se era di clausura o cos'è quello. No, ma se ne va in giro non penso proprio. Ecco qua, Renato, il microfono è andato. Vai il microfono lo Senti? stesso, sì, dai. Si sente, vai. Ecco qua, troppo eccitato. Mi riprendi da fuori, però? Sì, dai. Anni per questo regalo. Non capita mai, anzi mai visto un veicolo del genere. Ecco qua, ragazzi. Spettacolare, qui da sinistra. Buon Renato si sta facendo Ciao carissime amiche e carissimi amici. i video per la sua rubrica. Eccolo qua, Renato, direi che è stato veramente un bel pezzo. È una chicca questa corriera, Marvin, una chicca, e misure anche contenute, puoi andare dappertutto, Marvin. Ecco qua che dettagli. 25 posti, guarda qua. Un bel conservato, guarda qua. Io ve l'ho fatta vedere tutta. Peccato non poter sentire il profumo di nafta. Niente, insomma. Speriamo di poterlo sentire un giorno al più presto. Ecco qua sullo specchietto originale, che conta anche quello. Mamma mia, Dai, l'abbiamo fatto vedere, dai. Mamma mia, Marvin, veicolo eccezionale, unico, unico nel Guardate suo un po' genere. qua, Credimi, Marvin. Mi piace molto anche il dietro, Bello, veramente bello, Marvin. bello, molto bello. Spettacolare.